Taglio del nastro nella nuova struttura ricettiva alberghiera realizzata nella zona degradata di via Camarcello a Mestre. Il sindaco Brugnaro così torna a vivere. Contro quella che hanno definito la nuova invasione di alberghi e ostelli in terraferma, 200 cittadini hanno sfilato pacificamente per le vie di Mestre. Taglio del nastro nella nuova struttura ricettivo alberghiera realizzata nella zona degradata di via Camarcello. Il sindaco Brugnaro dice così Mestre torna a vivere. Un albergo 4 stelle lusso, una 3 stelle, un appart-hotel e un ostello. E poi 2 parcheggi, spazi commerciali, zone verdi e di raccordo. È irriconoscibile quest'area di 16.000 metri quadri di via Camarcello a Mestre. 2.000 posti letto, poco meno in 2 anni di lavoro. Il primo passo per il nuovo futuro della zona. Parola di sindaco Brugnaro, che chi è sceso in strada per protestare contro l'invasione degli hotel indirizza questo monito. Poi ci sono gli irriducibili, 40-50 persone, sempre quelli più o meno che si alternano tra Mestre e Venezia, si conoscono tutti, che cartelli e manifestazioni, adesso siamo io credo al ridicolo totale, insomma, ecco. Io vado avanti per la mia strada, continuerò a costruire la città sempre più bella, a portare investimenti, che siano italiani o stranieri non ce ne frega niente, basta che facciano cose belle e oneste. L'obiettivo è quello di far rivivere Mestre, spiega il sindaco, che lancia la terraferma veneziana in uno scenario aperto agli investitori per un turismo diverso e lontano dal mordi e fuggi. Noi quello che dobbiamo lavorare è che sia una prenotazione lunga, non di un giorno, ma magari di una settimana, di un mese, che vengano più volte, perché qui un modo di conoscere la città e di poter anche in qualche modo viverla appieno, per cui vivere la laguna, la terraferma. Un nutrito gruppo di cittadini dice no a questo progetto, altri cittadini sostengono la riqualificazione. Molto positivo, perché io sono qua da 23 anni e ho visto lo sfacelo più grande che c'era prima, e veder nascere dopo 2 anni e mezzo, 3 anni, non di più, per me è molto bello dal mio punto di vista proprio di pulizia della zona. Camarcello era una zona abbastanza degradata e io passavo spesso perché vado alla CGL, non mi sembra così male. Comunque Mestre, che potrebbe essere una città così carina, così simpatica, si fanno delle cose nuove, pulite, ecco. Con Brugnaro, il gruppo austriaco finanziatore del progetto, che a Venezia sta già investendo all'ex gasometro e vuole continuare a operare su Mestre. Noi abbiamo programmato ancora fare un'offerta a stazione e a ferrovia, comprare la 2 edifici, quello che è ancora in vendita i prossimi mesi. Vediamo o riusciamo a comprare e fare un bel sito. Avanti su questa strada, spiega il Comune. Chi vuole investire a Venezia, venga. Il Comune abbassa il debito, il Comune dà possibilità ai privati di esprimersi, tutti quelli che hanno investimenti buoni vengono a Venezia, vengono a Marghera, vengono a Mestre, perché questa sarà la città delle accoglienze, la città della possibilità, del fare. Intanto, contro quella che hanno definito la nuova invasione di alberghi e ostelli in terraferma, 200 cittadini hanno sfilato pacificamente per le vie di Mestre. Primo appuntamento per comitati e manifestanti ai giardinetti di via Piave. È un monopoli della speculazione, l'accusa, il gioco che sta conducendo il grande mattatore, il sindaco Luigi Brugnaro. Taglio del nastro in via Camarcello, ma la macchina di nuovi alberghi non si ferma. A dire no sono in 200 che da via Piave partono in corteo nella serata di mercoledì. Che la città, i cittadini, l'abitare vengono prima delle speculazioni edilizie, che la monocultura del turismo non può portare nessun tipo di ricchezza. Questa città non è un albergo, scrivono i manifestanti, 200 persone, a grandi lettere sullo striscione che inaugura il corteo che attraversa luoghi simbolo. Siamo stufi di cemento, siamo stufi di alberghi, siamo stufi di centri commerciali. La città deve vivere i propri spazi e deve essere offerta alla città, perché i cittadini non sono in vendita. Con tutti questi alberghi gli affitti cominceranno ad aumentare e come i cittadini di Venezia, anche i mestrini cominciano a capire che dovranno andare via dai luoghi dove vivono. Noi non siamo in vendita, vogliamo che i nostri spazi ritornino alla nostra città. Tappa finale il complesso di via Camarcello, pronto per l'inaugurazione ufficiale.
Mestre, sembra che Mestre sia l'unica sua possibilità, sia colate di cemento, nuovi ostelli, nuovi hotel, portare migliaia di turisti che poi di fatto non andranno a vedere Piazza Ferretto, la zona industriale, ma si riverseranno sul centro storico, congestionandolo definitivamente, e questa è una battaglia che non possiamo perdere. Nessuna intenzione di mollare la presa, un braccio di ferro destinato a continuare.